Benvenuti ad Appuntamento con il Sindaco, è di nuovo con noi e lo ringraziamo il Sindaco di Catania Enrico Trentino. Buongiorno. Voi per mettervi in contatto con il Sindaco potete usare il WhatsApp 342 74 55 005, come vedete sulla destra del vostro teleschermo, e poi se no la mail sicilia24focus @telecolor.it. Allora, Sindaco, da oggi pomeriggio Piazza Sisicoro sarà pedonale e quindi non dovrà più fare il vigile come ha fatto invece l'8 dicembre insieme con l'assessore Gelsomino ai quattro canti. Ma è stato bravissimo, guardi le immagini ancora, ma ha fatto un corso, è perfetto. Ma direttore, molto semplicemente ero con l'assessore Gelsomino, reduce dalla processione dell'Immacolata, camminavamo su Via Eternea e abbiamo visto che c'era il delirio perché il transito di innumerevoli pedoni di fatto rendeva impossibile il flusso dei veicoli che volevano attraversare quell'incrocio venendo da via San Giuliano. Come stiamo vedendo, infatti. Esatto. Ho chiamato il comandante della polizia locale, mi ha detto che non c'erano uomini disponibili perché erano stati impegnati nei turni per la processione dell'Immacolata, e a quel punto subito ci siamo adoperati per dare il nostro apporto. A me interessa il segnale che è passato, che rispetto a certe criticità, nei momenti in cui facciamo la nostra parte, molti problemi si possono risolvere. Tant'è vero che per quei 50 minuti, quei 60 minuti che siamo stati là, il traffico ha funzionato benissimo. Abbiamo fatto defluire le auto, abbiamo fatto scorrere i pedoni, che sono stati tutti bravissimi. Non è che c'era qualcuno che non rispettava il fatto che non ci fosse un uomo in divisa. No, al contrario. Erano incuriositi sicuramente quelli che mi riconoscevano, e peraltro subito si passavano la voce: il sindaco, il sindaco, il sindaco. Sì. Però tutti hanno rispettato quelle mie richieste più che prescrizioni, sono stati tutti quanti gentilissimi, le macchine sono passate e in quell'ora abbiamo fatto veramente diradare il caos che si era formato. È stato bravissimo, Sindaco, glielo confermo. E tra l'altro queste immagini hanno fatto naturalmente il giro del web, noi siamo stati tra i primi a mandarle in onda. Comunque è un capitolo che si è chiuso perché da oggi pomeriggio Piazza Sisicoro è chiusa alle macchine e agli altri veicoli dalle 17 alle 23, stessa cosa domani sabato dalle 17 alle 23 e domenica stessi orari. Si ripete l'operazione venerdì 22 dalle 17 alle 23, sabato 23 e domenica 24, con un doppio obiettivo, se non sbaglio, Sindaco, è vero? Cioè, da una parte evitare anche lì l'eccesso di caos e di come dire, intasamento anche con i pedoni, che inevitabilmente sono migliaia, e poi anche un aumento dell'inquinamento che c'è. Sì, soprattutto stiamo cercando di cominciare a incoraggiare un'idea di mobilità sostenibile, cioè dire inutile inondare Catania delle auto. Se possiamo noi utilizzare i mezzi pubblici lo facciamo. Molte volte ci si lamenta che i mezzi pubblici non funzionano a dovere. Devo dire che noi abbiamo ricevuto la massima assistenza da MTS, che provvederà a tenere aperti i parcheggi del cosiddetto Pino e di via Sturzo anche la sera. C'è il parcheggio in corrispondenza di un supermercato sempre in via Sturzo, e soprattutto la Circumeternea ha esteso l'orario di servizio e quindi chiuderà a mezzanotte anziché alle 22:30. Quindi scusi se la interrompo, Sindaco, la chiusura è per i venerdì, sabato e domenica a mezzanotte, tranne Capodanno che sarà alle 2:30 del mattino. Alle 2:30 del mattino. Noi quindi consigliamo di utilizzare i parcheggi scambiatori di Milo, di Nesima, e prendere la metropolitana, oppure il parcheggio dei due obelischi e prendere la BRT, perché vorremmo che i catanesi si convincessero a fare quello che fanno in tutte le città del mondo, cioè dire lasciare l'auto e camminare a piedi. Abbiamo una città che in questo momento è particolarmente effervescente, frizzante, calorosa, accogliente, attraente, e quindi può solo migliorare. In più, come diceva lei, riduciamo le quantità di CO2 e di anidride carbonica, e quindi facciamo un doppio servizio utile a tutti. Ma i mezzi pubblici sono frequenti, hanno una frequenza? Naturalmente gli autobus patiranno il traffico che inevitabilmente si fermerà, ma infatti io per questo spingo sulla metropolitana, ma ci sono anche dei sistemi alternativi, tipo utilizzare la via Plebiscito come circonvallazione per bypassare l'est-ovest, utilizzare i viari. Ma se noi evitassimo di utilizzare le auto lasciandole
in aree di sosta più lontano, che possa essere anche il parcheggio che c'è in Viale Vittorio Veneto all'angolo quindi con Corso delle Province, che possa essere il parcheggio del Borgo, dove le aree di sosta sono sicuramente superiori nei giorni di fine settimana, e a quel punto prendere la metropolitana, tutti saranno felici. Comunque la metropolitana l'altra volta, una delle ultime volte, ha dei programmi di potenziamento, di sviluppo, no? Assolutamente, abbiamo dei programmi di sviluppo che prevedono l'estensione a Miserbianca e Paternò entro il 2026, e in più c'è la tratta che deve arrivare a Sesicolo e poi arrivare fino all'aeroporto, e anche questa qui mi auguro che ci sia un'accelerazione, superati alcuni problemi di natura burocratica che stanno in questo momento rallentando l'esecuzione dell'opera. Le volevo chiedere, parlando di un altro argomento, Sindaco, di cui tanto si è discusso, anche lì immagini che hanno fatto il giro del web. Avete fatto altre denunce, altri sequestri dopo quelli di lunedì scorso contro Sacchetto Selvaggio e discarica abusiva? C'era quell'ape, ecco, lo vediamo alle nostre spalle, che è questo qui, una motoape che praticamente era pronto per lasciare a bordo strada una piccola discarica con legno, armadi, qualunque cosa. Guardi, abbiamo fatto altri 13 sequestri. Io ricordo che i sequestri devono poi essere sempre convalidati dall'autorità giudiziaria. Per altri sequestri, laddove sono fuori Catania, provvedono le polizie locali del territorio, e quindi non ho conoscenza di quanti sequestri siano stati eseguiti. Però ecco, questa immagine della motoape mi dà l'occasione per rivolgere anche un'esortazione ai catanesi. Molto spesso, quando pigramente vogliamo liberarci da mobili, suppellettili che non ci servono più, andiamo a chiamare questi sgomberacantine, che sono la vera rovina, sono il cancro della nostra città, perché sono quelli che prendono tutti questi beni, si fanno dare 50-100 euro per andare poi a consumare quello scempio che tutti quanti conosciamo. Quindi sono abusivi? Certo che sono abusivi, quindi noi adesso... E si fanno pagare? Si fanno pagare. Noi adesso stiamo per aprire gli altri centri comunali di raccolta, ma già quelli di Viale Tirreno e di Piganello raccolgono tutti questi mobili. In più la Gema, Ecocar ed Ecosud stanno effettuando delle giornate itineranti per raccogliere ingombranti e altro tipo di materiale che non può essere conferito normalmente. Approfittiamo di queste occasioni e cerchiamo di togliere il respiro a chi invece pensa di rovinare la città andando a distruggere il nostro territorio per come vediamo. E adesso il conducente di quel mezzo è stato denunciato a piede libero? No, è stato denunciato a piede libero, perché noi non possiamo ovviamente irrogare una sanzione, visto che a questo punto è una sanzione penale. È una sanzione che arriva a 1.000-2.000 euro d'ammenda, ma mi permetto di dire che non è dissuasiva, perché probabilmente questo qua non ha certamente redditi che possono essere aggrediti. Quindi sì, ci saranno poi delle ripercussioni penali, ma non è questo il punto. Noi dobbiamo prevenire oltre che reprimere, e si previene nel momento in cui non ci rivolgiamo a questi. Sono stati presi di mira soprattutto, leggevamo, la via Officina Ferroviaria nel quartiere di Sialisa. È lì che ne avete fatto una decina? Via Officina Ferroviaria, via Fondo Romeo, ci sono tutta quanta una serie di siti estremamente preoccupanti. Alcuni, questo via Fondo Romeo, mi pare che sia oggi in corso l'intervento di bonifica, c'era una quantità di rifiuti che impediva anche il passaggio con le auto. Niente meno. Stiamo mettendo le telecamere, ma direttore, non è che mi illudo. Con le telecamere, con tutti i servizi che possiamo fare, o i rifiuti migrano oppure aspettano che in quel momento in cui non c'è la pattuglia della polizia e a piedi vanno a conferire, sapendo che a piedi non potranno mai essere intercettati dalle telecamere. Facciamo una pausa adesso e poi parliamo con il sindaco di altri argomenti. Intanto grazie ancora per la sua disponibilità. Tra poco, dopo la pubblicità, il sindaco è con voi. Ricordo ancora gli indirizzi, non dimentichiamoli, vogliamo ricordare: WhatsApp 342 74 55005, appuntamento con il sindaco anche con la mail sicilia24focus@telecolor.it. Questa ve la dico io, anche se non l'avete scritta là. State con noi, vi aspettiamo con il sindaco Trentino.
Allora, Natale alle porte, il sindaco Trantino è con noi, è l'appuntamento settimanale del venerdì e proviamo a vedere che cosa chiedono i catanesi di trovare sotto il loro albero di Natale al sindaco Trantino, cosa vorrebbero che arrivasse come dono del nostro primo cittadino. Vediamo con il nostro Tonino De Mana. Non salirà sulla carrozza del Senato per la sua prima da sindaco in occasione della festa di Sant'Agata, ma per il Natale il sindaco Trantino si è già regalato una città piena di luce e di gente. Il ponte dell'Immacolata è stato solo l'anticipo di una Catania che ha voglia di riscatto. Da tanto, troppo tempo, non si vedevano così tante persone in strada a godersi lo spettacolo dei Via Etnea e le suggestioni dei mercati di Natale. Si respira un'aria nuova. In città è già scattata la corsa al regalo, ma quale regalo vorreste ricevere da sindaco Trantino? Sicuramente la pulizia nelle strade. Un po' più di ordine e di pulizia, in effetti c'è troppa sporcizia. Mezzi e trasporti pubblici più comodi per collegare i paesi etnei con Catania. Di pulire Garibaldi. Più sicurezza, un po' più di sicurezza. Specie la sera. Sì, specie la sera, ma anche di giorno in strada, diciamo che c'è una situazione abbastanza disagiata. Che un pochettino di ordine ci sia in città, un pochettino più di pulizia. Regaliamo una macchina del tempo? Che vuol dire? Portare il tempo indietro? Portiamo il tempo indietro? Non è possibile, magari fosse possibile. Tornerei io ragazzino, sarebbe bellissimo. E quale regalo fareste al sindaco Trantino? Noi oltre alla linea siciliana quest'anno abbiamo fatto anche una linea uomo di sciarpe in tartan lana cashmere, quindi avrei il piacere, se ci viene a trovare, di regalargliela di persona. Un albero di Natale, visto che è Natale. Posso dirlo? Un fischietto, dal momento che gli piace dirigere il traffico. A questo punto merita veramente una paletta. Perché? E perché? Perché ama molto la sua città e si è visto, diciamo, quello che ha fatto recentemente. Beh, molto carini, no? Devo dire. Assolutamente, graziosissimi. È vero. Quindi no, ricevo volentieri idealmente i regali che vorrebbero donarmi. La sciarpa era molto Assolutamente, elegante. sì. Io poi magari per gentilezza vado dalla signora, ma certamente non per farmi regalare la sciarpa, per carità. Per quanto riguarda invece i regali che desiderano ricevere, sullo spazzamento io sono abbastanza incalzante, nel senso che pur avendo noi migliorato il servizio ancora noto troppe cose che non mi piacciono e sono quotidiane le mie telefonate. Guardi, scusi se la interrompo, questa è la cosa che dicono tutti. No, però devo dire che altrettante, cioè rispetto a tutti non posso dire altrettante, ma tantissima gente però dà atto che c'è stato un cambio di marcia. Quindi il problema è che in alcune zone lo spazzamento è quotidiano, in altre inevitabilmente è invece più diluito nel tempo, 2 o 3 volte la settimana. Io quando noto delle situazioni un po' più fastidiose subito chiamo l'assessore che è un Tomarchio, che è sempre pronto a intervenire e la situazione viene risolta immediatamente, ma mi rendo conto che non possiamo noi fare affidamento solo a quel che vede il sindaco, dovrebbe essere un'organizzazione di sistema su cui dobbiamo essere più pronti a intervenire. E cosa manca? Perché non si... È una questione, ancora, noi da poco abbiamo rimodulato il servizio, ma è chiaro che inevitabilmente c'è bisogno di un tempo di messa a posto, chiamiamola così, di adeguamento, che non è solo sullo spazzamento, ma io sto molto spingendo anche sulla questione del conferimento dei sacchetti. Non vorrei vedere sacchetti in strada, e allora sto per firmare un'ordinanza con cui chiedo tanto agli esercenti di esercizi pubblici quanto ai condomini di determinate regole per i carrellati, affinché tutti siano dotati di carrellati. Dico subito, anche se quel che dico è impopolare, ma avete capito che io non cerco la popolarità, ma cerco esclusivamente il benessere dei nostri cittadini, che mi verrebbe più facile se il condominio avesse personalità giuridica. Per chi non ha nozione di diritto, se io potessi multare il condominio nel momento in cui non rispetta le regole, ma purtroppo non lo posso fare. Ma non escludo di cercare un'interlocuzione col governo per vedere che cosa si può fare. Entro quanto tempo? Dai, diciamoci la verità, sotto Natale, signor Sindaco, ma entro quanto tempo possiamo immaginare che nessuno più dica è sporca, salvo qualche eccezione inevitabile? Direttore, non mi faccio tante illusioni e soprattutto non voglio vendere quel che non so vendere. Io non credo che si possa arrivare a
debellare il problema delle discariche abusive, del conferimento irregolare in un arco temporale che sia inferiore ai 3-4 anni. Niente meno. Bisogna lavorare sulla comunicazione. Ieri mi hanno consegnato il direttore dell'Accademia di Belle Arti il prospetto che prevede il lancio a marzo di una campagna di comunicazione. Tutto quel che noi possiamo fare e dobbiamo fare lo faremo. Poi è chiaro che molto dipenderà da quel che faranno i cittadini. Ci vorrà un pochettino più d'amore per questa città, l'abbiamo sempre detto. 3-4 anni, coraggio. 3-4 anni, io così, è un orizzonte temporale che io metto in conto alla luce di altre esperienze. Chiaramente io cercherò di ridurlo al massimo questo tempo, se ci riuscirò. E noi la seguiremo, naturalmente saremo felici di annunciare se l'anticipo avverrà. Poi per quanto riguarda la sicurezza, questa era una guardi, la sicurezza, io questo allarme che avvertiva questa ragazza che è stata intervistata non mi viene comunicato dai cittadini, nel senso che comunque sono forti sacche di teppismo. Lo dico subito, a me quello che è successo l'altro ieri a margine della partita del Catania ha procurato tanto dolore, non solo perché hanno distrutto un nostro mezzo dell'MTS, ma perché stiamo distruggendo quell'immagine che ci stiamo pian piano creando anche al cospetto con altre città. E quindi questi fenomeni purtroppo ci sono e li dobbiamo debellare, ma nello stesso tempo, come spesso affermo, ma l'ho detto anche qua, parlando con altre ragazze, io chiedo sempre se loro a Catania sono insicuri di uscire la sera, e tutte mi dicono all'unanimità: a Catania mai, piuttosto a Milano dopo le 18 da sole non usciremmo mai. Per non dire Palermo. Non voglio parlare di Palermo, per favore, se no cominciamo arancini ed esplode il campanilismo. E i collegamenti di cui parlava uno dei nostri intervistati? Beh, i collegamenti sicuramente bisogna migliorarli. Io spero che col nuovo bilancio si trovino le risorse per aumentare il contratto di rete di AMTS. Non so se ce la faremo, perché abbiamo anche dei doveri nei confronti del Ministero dell'Interno col fatto del bilancio stabilmente riequilibrato. Però una notizia che credo possa essere un po' più di respiro è il fatto che ci hanno assicurato, l'assessore Falcone ci ha assicurato che ha messo 2 milioni di euro nel bilancio regionale, che una volta approvato consentirà di estendere il contratto di rete con Ferrovie dello Stato per aumentare il numero di corse dei treni da Cireale a Catania e forse anche da Giarri a Catania, il che sostanzialmente ci permetterebbe di avere una metropolitana leggera che passi dalle stazioni Ognina, Picanello, Stazione Centrale. Quindi avremo delle possibilità di sfruttare una linea di trasporto che potrebbe anche impedire a chi viene da quelle zone di dover per forza prendere l'auto. Molto interessante. I soldi ci sono, i tempi ci sono? Mi hanno detto che dovrebbe un mese concludersi il tutto. Un mese? Così mi hanno detto. Vediamo, dipende dalla regione, questo non dipende da noi. Speriamo di poter festeggiare insieme. Adesso è venuto il vostro momento. Allora, avete tutte le mail e anche i WhatsApp. La potete leggere direttamente dal teleschermo. Io ho una mail del sindaco che mi è arrivata stamattina, gliela leggo. Buongiorno signor sindaco, sono tutti gentilissimi sempre. Le chiedo perché il posto macchina per invalidi venga concesso al singolo e negato ai disabili più gravi che coabitano in una stessa famiglia. Lui dice: il pulmino che li accompagna, come può ben immaginare, leggo, ha seri problemi a trovare uno spazio utile e consentito per garantire il servizio in sicurezza, perché dice sono più di uno e c'è il posto solo quello. Sono certo che non trascurerà la mia segnalazione, una signora. La ringrazio per la sua disponibilità all'ascolto dei cittadini. Cioè, per disabili riuscire ad ampliare, diciamo, lo spazio nel posto macchina. Io non posso raccogliere la segnalazione, non ho risposta perché non conosco bene la questione. Mi documenterò e poi cercherò eventualmente di dare risposta la prossima volta, fermo restando che rispetto a tanti fenomeni di bisogni reali vorrei anche che si evitasse però lo sfruttamento del pass, nel senso che il pass serve a chi ne ha bisogno. I familiari che non sono assieme al soggetto per il quale è stato rilasciato invece devono ricordarsi di rispettare le regole stradali, perché a loro non è consentita deroga. Girano questi passi? No, non tanti passi, girano gli accompagnatori delle persone per i quali è stato rilasciato il pass, anche in presenza di quelle persone utilizzano il pass per camminare in corsia preferenziale, questo perché già ne ho fermate 3-4. Ecco.
Leggo qua, gentilissimo, aspetta, stavo leggendo, cos'era, un WhatsApp? Penso di sì, se me lo potete di nuovo fare leggere, in modo che io lo possa. Eccolo qua. Riguarda il mercato rionale di Picanello di via Duca degli Abruzzi. Dopo essere stato ristrutturato nel 2017 è stato chiuso. Si sono accorti che l'immobile non è accatastato ed è cioè è così, è accatastato, il ricettacolo di spazzatura e erbacce. Cosa intende fare l'amministrazione comunale? Chiede questo signore. È un tema che ha sollevato proprio l'altro ieri l'assessore Gelsomino, il quale mi ha chiesto di valutare altre possibili opzioni. Non ultima potrebbe essere anche quella di un'area di sosta, quindi di un parcheggio. Dobbiamo capire meglio, dobbiamo approfondire la questione. Gli ho detto di darmi lui un paio di ipotesi progettuali e poi decideremo. Vediamo ancora altri WhatsApp o altre mail, ricordo, ecco qua. Catania non è solo via Etnea o via di San Giuliano, il Corso Sicilia, torniamo lì, Sindaco, già ne abbiamo parlato, è invaso di automobilisti selvaggi che parcheggiano in tripla fila, vigili non pervenuti, stalli occupati da piattaforme piene di tavoli e sedie. Piazza Ognina non si ragiona per soste oltre il consentito, quindi 2 punti affronta. No, più di 2. Sono tutta quanto una serie di punti. Allora, non voglio ogni volta far credere che sia un alibi quando io parlo di poche unità di vigili, però io ho mandato questo video che mi ritrae mentre dirigo il traffico di via San Giuliano al sottosegretario Mantovano, scrivendogli: non te lo mando per esibire la mia performance, quanto per farti capire che se in un incrocio nodale del centro storico cittadino sono costretto io a compiere le operazioni dei vigili perché non c'erano unità disponibili, questo significa che noi abbiamo necessariamente bisogno di nuove unità di polizia locale. E mi scusi, Mantovano cosa ha risposto? No, non mi ha risposto, ha letto, lo sa perché sono una sorta di stalker, quindi lui mi risponde quando poi ha la risposta. Chiaramente si starà attivando, ma mi rendo conto, per quello che tutti leggiamo sui giornali, che la situazione a livello centrale non è agevolissima per quanto riguarda le risorse finanziarie, quindi io mi auguro che ci diano una mano, così come già ce l'hanno data per quel che riguarda i contributi per la riduzione della massa passiva. Però per quanto riguarda Piazza Sessicolo, per quanto riguarda Corso Sicilia, stiamo parlando di una situazione solo sulla carreggiata che va verso la stazione, ovviamente, perché nell'altro non possono posteggiare. Meno male me lo ricordo. Per quanto riguarda Piazza Mancini Battaglia, io vado oltre. A Piazza Mancini Battaglia, sul lato della carreggiata che va verso Piazza Europa, non esistono stalli, non esistono aree di sosta, tant'è vero che molto spesso c'è un componente della polizia locale, perché su questo ho chiesto al comandante di essere un po' più reattivo, il quale contravvenziona chi va. Io ho avuto un incontro con gli operatori di Piazza Mancini Battaglia. Si tratta di questione di tempo, perché Piazza Mancini Battaglia a breve, se non a brevissimo, sarà chiusa al traffico. Nei momenti in cui parlo sempre di questa carreggiata a cui mi sono riferito poco fa, quindi lato circonvallazione Piazza Europa. Prevediamo di chiuderla. Stiamo per aprire via Barraco, potrebbe essere pronta la prossima settimana, ma io forse desidero fare una presentazione più importante, più imponente, presentando altri progetti, quindi è possibile che la rimandiamo al 12-15 gennaio. Piazza Mancini Battaglia chiusa? Intanto l'apertura di via Barraco. Okay. Vedremo se già chiudere Piazza Mancini Battaglia o differire la chiusura magari con un periodo sperimentale di prova nei fine settimana, per comprendere come riusciremo ad assorbire i flussi di traffico poi su via del Rotolo, dove arriveranno le auto che dall'inizio della circonvallazione bypasseranno il lungomare per arrivare poi appunto in via del Rotolo. Sarà tutta da seguire, lo faremo anche noi naturalmente. Vediamo ancora se c'è tempo. Sì, abbiamo tempo. Buongiorno, mi scusi, volevo chiedere al Sindaco cosa intende fare con le buche, leggiamo in diretta, che stanno arrivando in diretta, Sindaco, questi noi non li abbiamo mai visti. Cosa intende fare con le buche che ci sono in molte strade, soprattutto nell'Interland? Io sono un centauro e rischio la vita ogni giorno fra le buche, gente alla guida distratta e così via. Ma parliamo delle buche, questo è un tema serio, Sindaco. Velocemente, è un tema serissimo sul quale
patiamo una forte condizione di frustrazione perché nel bilancio comunale non c'erano assolutamente risorse per bitumare. Adesso come mai? Da domani sera intanto rifaremo il manto stradale domani sera o da domenica notte cominceremo a rifare il manto stradale su Valle Regina Margherita e altri 3 interventi importanti per ridurre questo problema. L'assessore Petralia, che è attivissimo, sta chiedendo 750.000 euro per la manutenzione stradale, che possono sembrare un pannicello caldo, ma un qualche aiuto ce lo danno. In ogni caso il tema delle strade si risolverà con gli interventi che programmerà il commissario per la depurazione Fatuzzo, perché dovrà realizzare tutte quante questi scavi e quindi si è impegnato a ribitumare tutte le strade. Però ho letto nel WhatsApp il riferimento all'Interland, non so a cosa si riferisse, perché se andiamo oltre la cinta urbana... Diceva, credo, se non ricordo male, che i comportamenti nella strada. Questo sì, però se l'Interland, se riguarda quel che c'è oltre Catania, se sono strade provinciali dipende dalla città metropolitana, se sono strade statali dipende dall'ANAS. Il tempo è scaduto, però io avevo questa curiosità di chiederle in una battuta: ma come mai non c'erano nel bilancio soldi per le strade? Strano, è curioso. Spoghi a Cristo e vesti a Maria. Ci fermiamo qui. Buon Natale, Sindaco. Venerdì che fa lei? Passa di qua oppure è il 22? Ci facciamo gli auguri? Con molto piacere. Bene. Allora, aspettiamo ancora Sindaco Trentino venerdì prossimo. Grazie per essere stati con noi. Verrò Grazie, con Sindaco. l'R nella slitta. Beh, sarà un bellissimo spettacolo. Dopo quello che dirigere il traffico, anche la slitta dirige il Sindaco Trentino. State con noi, continua la programmazione della nostra rete. Buon pomeriggio.